bordo dell'elicottero dei carabinieri ci spostiamo verso il Vesuvio, attraversiamo il cratere del vulcano, osserviamo i chioschi chiusi accanto alla sommità. Stiamo sorvolando il centro abitato di Pompei, vediamo l'area archeologica degli scavi romani, zone notoriamente prese d'assalto nel periodo di Pasquetta. Deserte e silenziose anche le isole di fronte al golfo. Le motovedette presidiano gli ingressi al porto di Casamicciola. Capitano, com'è andata la Pasquetta a Ischia? Gli abitanti hanno dimostrato un gran senso di responsabilità. Abbiamo registrato una chiusura quasi totale dei porti con la previsione di pochissimi traghetti finalizzati esclusivamente al trasporto di emergenze. Nessun trasgressore dall'alto viene notato neppure sulle spiagge della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Gli yacht sono rimasti alla fonda, la funzione di deterrenza esercitata dai controlli messi in campo ha avuto effetto anche qui.